Oggi è il giorno del lutto e dell'ultimo saluto. Un Duomo di Treviso pieno per i funerali di Carlo Benetton. C'erano gli amici di sempre, i rappresentanti del mondo sportivo, della politica, ma c'era soprattutto il mondo delle imprese, tutti stretti attorno al dolore dei familiari. I tantissimi imprenditori con la loro presenza hanno voluto rendere omaggio a un uomo che ha contribuito a portare un pezzo di Veneto nel mondo. C'era il leader degli industriali veneti Matteo Zoppas e il suo predecessore Mario Carraro, il numero uno di Save, amico personale di Carlo Benetton e Enrico Marchi. Tra i politici tanti sindaci, a cominciare dal primo cittadino di Treviso Mario Conte e dall'ex sindaco Giovanni Manildo. Poi c'erano i manager delle imprese del gruppo industriale e Oliviero Toscani, il creativo ritornato in azienda da poco tempo. Ai lati dell'altare una trentina di corone di rose bianche, quelle dei familiari e quelle delle aziende. Il corteo funebre è arrivato in Piazza Duomo pochi minuti prima delle 10, direttamente da Villa Rosa, la residenza trevigiana di Carlo Benetton, dove è stata allestita per 2 giorni la camera ardente. Il primo ad arrivare è il nipote Alessandro, che ha preceduto i 3 fratelli che Carlo Benetton lascia, Giuliana, Gilberto e Luciano. Accanto a loro i 4 figli e i tantissimi nipoti. Per una decina di minuti si sono soffermati sul sagrato davanti al feretro, portato poi dentro alla cattedrale in spalla dai giocatori del Benetton Rugby. A ufficiare il rito funebre Don Adelino, parroco di Santa Maria del Rovere e amico della famiglia. Com'è possibile lavorare così tanto e poi morire? Questo è l'interrogativo con il quale il sacerdote ha iniziato l'omelia. Nelle sue parole il ricordo di un padre buono e severo e di un imprenditore umano e attaccato alla terra e ai valori importanti della vita. Alla fine della cerimonia ci è voluta più di mezz'ora per permettere alla folla di esprimere le condoglianze e la propria vicinanza ai fratelli e ai figli. Confusi fra il gotha dell'imprenditoria veneta tanti semplici cittadini, ognuno di loro con una parola di conforto, un ricordo sussurrato alle orecchie di Gilberto, Luciano e Giuliana. Il corteo funebre si è poi diretto in forma privata al cimitero di Padarno di Ponzano per la sepoltura. Sopra la bara, quasi ad avvolgerla, l'ultima immagine di Carlo Benetton, solitario, immerso nella meraviglia della natura, la terra, la montagna e il cielo.